Questa domenica 11 febbraio a Casale di Scodosia in provincia di Padova la prima selezione ufficiale di Miss Italia Veneto. L'evento, inserito all'interno dei festeggiamenti del Carnevale del Veneto, è stato curato dall'agenzia modashow.it di Paola Rizzotti. Durante l'attesa della sfilata di Miss Italia sul palco si sono susseguiti numerosi artisti con brani musicali, danze tipiche boliviane e ovviamente si è potuto assistere anche alla straordinaria sfilata dei carri allegorici che come ogni anno concorrono a questo evento carnevalesco. Dicevo, questo importante appuntamento oramai è diventato una tradizione, la prima selezione ufficiale di Miss Italia in Veneto, la facciamo qui al Carnevale a Casale di Scodosia. Questa è la prima selezione ufficiale. Ketty Stevanato è qui con noi, Miss Veneto 2017. Eccola! Le ragazze, per ovvie ragioni climatiche, hanno fatto la loro prima sfilata in body all'interno della sala consigliare del municipio, davanti a una giuria qualificata, e successivamente hanno sfilato all'aperto indossando un abito elegante di loro proprietà. Le dico, le cito Claudia, concorrente numero 13. Dopo la valutazione dei giurati, il primo posto è andato a Federica Driusso di Martellago in provincia di Venezia, a cui è stata assegnata la fascia di Miss Carnevale del Veneto 2018. Secondo me partire da qui porta bene, quindi bene, grazie a tutti, buon Carnevale. In seconda posizione Francesca Toffanin con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, a chiudere il podio Arianna Borgo con la fascia di Miss Equilibra. Menzionate Nicole Miglioranza, Selene Rossi e Beatrice Zangani, rispettivamente quarta, quinta e sesta classificata. Gradita anche la presenza di Ketty Stevanato, Miss Veneto 2017. Per la cronaca, questa era la 70ª edizione del Carnevale del Veneto. La selezione di Miss Italia è stata presentata dal bravo e simpatico Michele Cupito. Bene, grazie ai giurati, grazie alle nostre Miss. Federica, in bocca al lupo, ti vediamo alle prossime finali regionali e voi insieme a tutte le altre non mollate perché Miss Italia continua.